Continua l'attenzione mediatica sulla nostra città da parte delle maggiori testate nazionali sulle tante criticità emerse in occasione di Agrigento, capitale della cultura. Legambiente interviene sui lavori di bitumatura delle strade in città eseguiti senza il permesso del comune. L'onorevole Iacono del Partito Democratico evidenzia che Sciacca e Burgio con le loro ceramiche sono state escluse dal programma di Agrigento 2025. Aumenta il gradimento dei siciliani verso il presidente della regione Schifani, secondo un sondaggio. Dal 49% precedente si passa all'attuale 60%. L'assessore alla salute Faraoni, dopo il giuramento, si è insediato. Rafforzare la sanità pubblica. Incassati dal comune di Agrigento nel 2024 circa 2 milioni di euro per i vari condoni edilizi e i nuovi permessi di costruzione. Un nuovo video dedicato ad Agrigento, capitale della cultura, interpretato da Tania Vinciguerra, che risalta le bellezze della nostra città. Le ultime novità in casa Acragas, Castrum Favara, Licata, Calcio, finalmente aperto al pubblico lo stadio comunale di Porto Empedocle. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 22 gennaio. Da diversi giorni la nostra città è diventata capitale italiana della cultura 25, ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, al centro l'attenzione mediatica per le tante criticità che stanno emergendo i servizi. Da diversi giorni la nostra città è diventata capitale italiana della cultura 2025 con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella per l'evento inaugurale e al centro dell'attenzione mediatica nazionale per diversi fatti che sono accaduti, tra questo per ultimo quello dell'asfalto delle strade avvenuto proprio a ridosso della visita istituzionale. Nella fretta di compiere l'opera, l'impresa delegata dal Genio Civile di Agrigento su incarico della Regione, che per l'occasione ha stanziato 510.000 euro, ha coperto i vari tombini presenti nelle strade. L'azienda ora li cerca con il metal detector per poterli rendere fruibili. A causa di ciò sono stati chiusi anche quelli per l'apertura delle acque potabili, risultato che non è stato possibile erogarla in diversi quartieri di Agrigento. Su tale fatto è intervenuto oggi Legambiente attraverso il suo presidente Daniele Gucciardo, affermando: l'assessore comunale ai lavori pubblici, ingegnere Principato, ha dichiarato: non è colpa nostra, l'amministrazione di Agrigento e i suoi uffici non conoscono né il direttore dei lavori né l'impresa che ha eseguito i lavori di bitumatura per la visita di Mattarella. Sembra che i lavori siano stati realizzati dal Genio Civile di Agrigento. Se non facciamo errori logici e abbiamo le informazioni necessarie, questo potrebbe significare che al Comune non è stata chiesta alcuna autorizzazione o non è stata inviata alcuna comunicazione da parte dell'ente esecutore. A questo punto, paradossalmente, continua il presidente di Legambiente Gucciardo, il Comune potrebbe richiedere la rimozione dell'asfalto, imporre sanzioni amministrative e, a seconda della gravità della situazione, intraprendere azioni legali contro chi ha disposto l'esecuzione dei lavori per violazioni delle normative edilizie. Bene, anzi male. Tutti sappiamo che questi lavori sono stati realizzati in emergenza per colmare i ritardi accumulati dalla macchina organizzativa comunale. Il Genio Civile, come altri enti, è in corso in aiuto dell'amministrazione comunale che è andata in sofferenza logistica. Come si fa a non far rilevare queste incongruenze e cadute di stile, allontanare da sé la responsabilità e incolpare altri? Qualcuno, conclude Gucciardo, faccia chiarezza, fermi questa continua valanga di cattive figure e ci rassicuri che alla guida di questa capitale della cultura non ci sono dei pasticcioni. Ad Agrigento continua quella che ormai viene definita la caccia ai tombini. Gli operai armati di metal detector stanno lavorando per individuare le botole coperte durante la bitumatura d'urgenza effettuata nei giorni scorsi sul percorso destinato al corteo presidenziale di Sergio Mattarella. La decisione di asfaltare rapidamente la strada, completando i lavori in appena 3 giorni, ha impedito di effettuare una segnalazione adeguata dei chiusini, come solitamente avviene con l'utilizzo di vernice, e di eseguire interventi più accurati, come il rialzo delle botole per evitare irregolarità sulla viabilità. Gli addetti ai lavori spiegano che un'operazione più meticolosa avrebbe richiesto almeno 20 giorni, ma l'urgenza ha prevalso.
Ora però si lavora per normalizzare la situazione e ripristinare l'accesso ai servizi a rete. Non mancano però le polemiche. Il Codacons Sicilia ha deciso di intervenire sulla questione. Il presidente regionale Giovanni Petrone ha affidato all'avvocato Bruno Messina, vicepresidente regionale dell'associazione, il compito di presentare un esposto alla Corte dei Conti. L'obiettivo è accertare eventuali danni erariali derivanti dalla gestione dell'intervento. Secondo il Codacons, l'intera vicenda riflette una gestione approssimativa delle opere pubbliche che, pur in situazioni di emergenza, non dovrebbe portare a sprechi di risorse e a ulteriori lavori correttivi. La comunità attende ora risposte chiare mentre l'operazione di individuazione dei tombini prosegue. La vicenda, per certi versi paradossale, pone ancora una volta l'attenzione sulla pianificazione delle infrastrutture e sulla necessità di bilanciare rapidità ed efficienza con una gestione sostenibile delle risorse pubbliche. Sciacca e Burgio, con le loro ceramiche di eccellenza, sono state tenute fuori dal programma di Capitale della Cultura. In merito è intervenuto la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono, affermando come la denuncia pubblica dell'assessore di Sciacca Francesco Di Mino sulla scelta da parte degli organizzatori di tenere fuori dal programma una delle tante eccellenze della nostra provincia è il segno di un territorio che invoca attenzione e dignità, dice la parlamentare Iacono. Le ceramiche di Sciacca e quelle di Burgio rappresentano la storia della tradizione dell'artigianato artistico del nostro territorio, il cui elevato valore estetico è ispirato alla peculiarità del patrimonio storico e culturale della Sicilia, è riconosciuto in tutto il mondo. Un appello, il suo, che nessuno sembra voler cogliere, come se questa capitale sia roba di pochi e per pochi. Io ritengo necessario fare chiarezza sul ruolo e l'effettivo coinvolgimento della provincia a un evento che ancora rappresenta una grande opportunità di rilancio per tutto il territorio. L'incontro tra il prefetto e i rappresentanti del cartello sociale ha messo in luce questioni fondamentali per il futuro del territorio, con particolare attenzione alle varie problematiche strutturali e infrastrutturali, il servizio. I rappresentanti del cartello sociale, Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, hanno incontrato il prefetto di Agrigento. Hanno messo in luce questioni fondamentali per il futuro del territorio, con particolare attenzione alle problematiche strutturali e infrastrutturali, come ad esempio i parcheggi, trasporti, viabilità, emergenza idrica, decoro urbano e gestione dei rifiuti. L'obiettivo principale del confronto, che è stato molto cordiale e costruttivo, è risultato duplice. Da un lato preparare al meglio la città e la provincia in vista degli eventi del 2025 e dall'altro favorire una crescita duratura del territorio e superare le criticità più urgenti, a cominciare dall'emergenza idrica, dallo stato in cui versano le infrastrutture viarie. Secondo il cartello sociale, il gruppo tecnico operativo permanente istituito dal prefetto viene considerato uno strumento essenziale per affrontare le sfide complesse che vanno ben oltre l'aspetto organizzativo legato agli eventi culturali. Questo approccio mira a trasformare le difficoltà logistiche e infrastrutturali in opportunità di sviluppo, garantendo non solo il successo dell'evento, ma anche una eredità positiva e duratura per l'intera comunità agrigentina. L'incontro ha rappresentato un momento di dialogo e di collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali, con l'intento di individuare soluzioni concrete e sostenibili per il territorio. Con riferimento alla manifestazione promossa dal cartello sociale presso il Ponte di Milena in programma per il prossimo 25 gennaio, in considerazione dell'intestamento diretto del prefetto nei confronti dell'ANAS per ottenere aggiornamenti sullo stato della strada, la ricostruzione del ponte, è stato deciso di sospendere l'iniziativa per consentire al prefetto Caccamo di compiere gli opportuni passaggi per avere chiarimenti in merito. Cresce la fiducia dei siciliani per il presidente della regione Renato Schifani. Apprezzamento arriva anche dal parlamentare all'ARS della Lega, il servizio. Cresce la fiducia dei siciliani verso il presidente della regione Schifani e quanto emerge dall'ultima rilevazione sondaggi
sul gradimento nei confronti del governatore svoltosi la scorsa settimana. Il 60% del campione ha espresso fiducia positiva per il governatore, un dato in crescita rispetto al 49% dello scorso dicembre del 2022, con un trend in costante aumento. Di contro la fiducia negativa è al 30%, in calo rispetto al 40% del dicembre 22, mentre il 10% non esprime nessuna valutazione. Sul fronte delle intenzioni di voto sono cresciute le percentuali a favore del governatore. Il 58% degli voterebbe oggi per Schifani contro il 31% di no. Un aumento di oltre 10 punti rispetto a 2 anni fa, quando i dati erano rispettivamente al 47% e al 30%. La differenza è data dalla percentuale dei senza opinione, cioè coloro che non hanno espresso un parere, che scende dal 23 all'11%. Il sondaggio infine segnala come un forte sostegno alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Il 61% è favorevole, il 20% dice no, mentre non esprime un'opinione il 19%. Intanto, sulla fiducia a Schifani interviene il capogruppo parlamentare all'Ars della Lega, onorevole Geraci, affermando come l'apprezzamento per il lavoro che il centrodestra sta facendo in Sicilia con la presidenza di Renato Schifani emerge anche dalla rivelazione demoscopica della Noto Sondaggi, che fa salire al 60% la fiducia nei confronti del governatore siciliano. Stiamo facendo un lavoro immane e tangibile per l'opinione pubblica, il risanamento dei conti pubblici regionali, la riorganizzazione del sistema ospedaliero, l'impatto positivo delle misure a favore delle imprese e delle famiglie stanno dando risultati che ci aspettavamo sul piano del gradimento e del riscontro obiettivo. La coalizione, conclude il parlamentare della Lega Geraci, farà quadrato per giungere a risultati utili a un vantaggio dei siciliani, la spesa comunitaria e i grandi investimenti per le infrastrutture, su cui la Lega, in particolare con il ministro Salvini, si è impegnata, e faranno ulteriormente crescere l'apprezzamento nei confronti dell'azione del governo in Sicilia. E Daniela Faraoni è il nuovo assessore regionale alla sanità. Ora le sfide, serve un piano di rilancio per la sanità. Mi impegnerò a rilanciare la sanità pubblica. Vediamole in queste video dichiarazioni dopo il giuramento. Le mete che ci proponiamo sono naturalmente molto complesse, molto ambiziose, ma sono anche indispensabili, quindi il punto di partenza è un grande impegno per programmare immediatamente un'azione che possa essere di rilancio della sanità pubblica e naturalmente trovare le soluzioni più idonee per una integrazione di sanità pubblica e privata nel rispetto di quelli che sono i principi costituzionali, ma soprattutto nel rispetto dei principi che ci inducono a rispettare i bisogni della collettività, di tutta la collettività, quindi anche prendere in considerazione la parte di essa che in questo momento magari gravita in un momento di difficoltà economica. Quindi la nostra visione deve essere universale, come è universale sempre stato il sistema sanitario nazionale. Abbiamo l'onere in questo momento, ripeto ancora, di rivedere e riorganizzare le risorse che abbiamo con quelle che dobbiamo introdurre e probabilmente riusciremo in quest'ottica anche a catalizzare l'interesse di una parte degli universitari che in questo momento di quelli che escono diciamo dal percorso accademico di studi che magari ripongono i propri interessi verso strutture di altre regioni, delle strutture del nord, se non addirittura di strutture di altre nazioni. Ecco, su questi dovremo avere una capacità di riorganizzazione tale da poter proporre una possibilità di impiego delle professionalità adeguate alle loro aspettative. Le case di comunità saranno la risposta appunto di continuità assistenziale H24 per tutte le nostre comunità e anche qui dovremo ricominciare con una visione diversa di come si accede ai servizi sanitari e questo deve essere governato da parte dei servizi sanitari. Un'ultima domanda, Assessore.
In questo momento la sanità privata fornisce prestazioni mediante il proprio personale alla sanità pubblica. Questo paradigma come si risolve? Allora, intanto in questo momento la sanità privata svolge delle attività che si integrano con quelle della sanità pubblica. Quindi noi in questo dobbiamo essere rispettosi, ripeto ancora, di quello che è il dettato costituzionale. La sanità privata non ci deve spaventare, è un altro settore della nostra organizzazione sanitaria che deve essere casomai più integrato e più coniugato con i bisogni della collettività. Il convenzionamento passa da un punto saliente, che è il riconoscimento di una ulteriore presenza di un soggetto sanitario nel nostro sistema per erogare una parte di prestazioni per le quali da solo probabilmente il sistema non è sufficiente, ma anche per dare al cittadino la possibilità di scelta di un percorso sanitario pubblico o privato. Questo noi però lo dobbiamo coniugare rispetto alle esigenze del sistema, rispetto alle esigenze della collettività e tenendo in considerazione anche quelle che sono le prerogative dei privati, che ovviamente fanno anche attività economica. Noi non dobbiamo scandalizzarci. L'ASP di Palermo è un ASP che assorbe la maggior parte delle risorse della sanità siciliana. È un'azienda che ha un bilancio di oltre 2 miliardi di euro e ovviamente è un'azienda che ha bisogno di una presenza costante, una presenza molto forte e una presenza che riesca a vedere il risultato anche oltre l'immediato, con una capacità di visione, di prospettiva, perché i risultati non si realizzano dal momento in cui uno li desidera. Nel segno della continuità, permessi di costruire e condoni edilizi, incassato nell'anno 2024 circa 2 milioni di euro. Il servizio. L'amministrazione comunale di Agrigento, sotto la guida del sindaco Miccichè dal 2021 al 2024, ha registrato risultati significativi nella gestione delle entrate derivanti dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire. Nel 2024 sono stati incassati ben 886.000 euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi, 1.062.000 euro per i permessi di costruzione. Questi numeri confermano il trend positivo degli ultimi anni, con un totale complessivo che ha superato i 3,8 milioni di euro per i condoni e i 4,5 milioni di euro per i permessi di costruzione in 4 anni. L'assessore all'edilizia pubblica e privata Gerlando Principato ha evidenziato come tali risultati siano il frutto di un lavoro sistematico e del rinnovato entusiasmo tra i tecnici e il personale amministrativo del Comune di Agrigento, rafforzato anche dall'apporto di tecnici esterni che hanno aderito al progetto della sanatoria. Queste risorse sono state impegnate per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, il verde pubblico, le manutenzioni dei beni e degli immobili comunali, la manutenzione nelle scuole, nelle acque bianche e lavori straordinari di pubblica illuminazione. L'assessore Gerlando Principato ha sottolineato inoltre l'importanza della regolarizzazione delle politiche di condono, non solo per il contributo economico, ma anche per garantire il rispetto delle norme urbanistiche. Inoltre, continua l'assessore, ricordato che in caso di mancato completamento delle pratiche l'ufficio condono edilizio sarà costretto a rigettarle e a passarle all'ufficio abusivismo per avviare le procedure di demolizione, già in corso con regolarità e spesso portate avanti dai cittadini stessi. L'invito, conclude l'assessore Principato, è quello di cogliere la possibilità di rateizzare i costi per regolarizzare le unità abitative, evitando conseguenze più onerose. Questo percorso dimostra come un lavoro ben organizzato possa portare benefici concreti al bilancio comunale e al territorio, restituendo fiducia e partecipazione ai cittadini.
Un quindicenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro con l'accusa di aver aggredito operatori e ospiti di una struttura che ospita minorenni con precedenti penali. Il giovane, per motivi non del tutto chiari, avrebbe perso la testa scagliandosi contro i dipendenti del centro. Provvidenziale è stato l'intervento immediato dei militari dell'Arma dei Carabinieri che, avvertiti in quanto stesse accadendo, sono giunti sul posto. Il minorenne è stato bloccato e in seguito arrestato e si trova nel carcere minorile di Catania. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Questa è stata l'operazione Molosso condotta dai Carabinieri di Catania, che ha visto 18 indagati, tra i quali 5 minorenni e un giro di affari di 3.000 euro al giorno in una palazzina popolare nel quartiere di San Cristoforo. Il servizio dei colleghi della redazione di Catania. Operazione Molosso, che ha portato a smantellare una piazza di spaccio allestita in una palazzina popolare nel quartiere San Cristoforo di Catania. Il nome è dato dal ritrovamento di un cucciolo di Rottweiler trovato dentro l'appartamento. Sono 18 le persone indagate, di cui 5 minorenni arrestati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, acquisto e detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, attività illecite che, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbero garantito un'importante fonte di reddito per la criminalità organizzata. Un'indagine che è nata quando, durante un servizio di osservazione, i carabinieri hanno notato un continuo via vai di giovani da un appartamento di via Salvatore di Giacomo. Controllati, 2 ragazzi erano stati trovati in possesso di marijuana appena acquistata. Così, fatta eruzione nell'edificio, i militari avevano arrestato 5 persone e sequestrato sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e un impianto di videosorveglianza collegata ad un maxi schermo utilizzato per monitorare gli accessi dei clienti ed eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i 18 indagati, 13 maggiorenni e 5 minorenni, avrebbero fatto parte dell'associazione dedita allo spaccio, un gruppo organizzato in modo imprenditoriale con compiti di vedette, cassiere e pusher e con precisi turni e orari di lavoro dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte, per un totale di circa 200 vendite quotidiane, un giro d'affari di oltre 3.000 euro al giorno per un importo complessivo di 162.000 euro nei 5 mesi in cui l'attività è stata monitorata. Per questo la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ha emesso un decreto di sequestro per equivalente sui beni degli indagati per lo stesso importo. E fino al 31 gennaio i cittadini del comune di Realmonte dai 16 anni in su possono scegliere tra le proposte civiche da finanziare con i fondi messi a disposizione dalla legge regionale sulla democrazia partecipata, da assegnare poco più di 16.000 euro. Ogni votante potrà esprimere la propria preferenza direttamente all'ufficio protocollo del comune di Realmonte, indicando nell'oggetto il messaggio "Scelta democrazia partecipata 2024". 3 le proposte tra cui scegliere: la prima, attività extrascolastiche durante le vacanze estive; secondo, Festival delle Culture; terzo, attività ludico-ricreativa per i bimbi tra i 18 e i 36 mesi con acquisto di materiale didattico. La fase di votazione è l'ultima prevista dal processo di democrazia partecipata. Il 3 luglio scorso è stato pubblicato l'avviso che ha invitato la cittadinanza a presentare proposte fino al 30 settembre. 3 le proposte presentate da cittadinanza e associazioni, tutte ammesse al voto. Salute mentale in Sicilia, superare le attuali criticità, medici, politici, associazioni a confronto a Palermo. Ce ne parlano i colleghi. Nella Sala Mattarella di Palazzo delle Normanni a Palermo si è svolto il convegno Il budget di salute nei dipartimenti di salute mentale. L'evento ha riunito professionisti, politici e associazioni per discutere della legislazione sulla salute mentale in Sicilia, dove l'isola è considerata all'avanguardia nonostante le criticità nell'applicazione delle normative. Presentato anche un disegno di legge del Movimento 5 Stelle firmato da Antonio De Luca per estendere i piani terapeutici per i disabili psichici oltre 2 anni attualmente previsti. Disagi mentali ormai per numero
e casistiche hanno superato le patologie cardiovascolari, questo è un dato ormai riconosciuto. Bisogna avere un approccio inclusivo, quindi consentire a queste persone di non trascorrere le loro giornate chiuse in casa, chiuse in delle strutture, a concentrarsi sul proprio disagio, sulla propria malattia, ma occorre un percorso. Ecco, la nostra idea è che dopo i 2 anni di presa in carico sanitaria, quindi il budget di salute prettamente sanitario curato e gestito con i fondi delle ASP, solo attraverso l'inclusione in società, solo attraverso l'inclusione lavorativa, solo attraverso l'impegno noi possiamo consentire a queste persone di non trascorrere giornate chiuse all'interno del loro disagio, che poi spesso sfocia nella depressione, nell'aumento anche del carico dei problemi, nell'aumento del carico farmacologico, nell'aumento anche della spesa pubblica, ma soprattutto poi spesso questi casi involvono e diventano anche più difficili da gestire, perché possono sfociare poi in violenze, in autolesionismo, in violenze verso altre persone, a seconda di quella che è la patologia, che poi il mondo delle patologie mentali è il più svariato. Quindi occorre questa presa in carico comunitaria, in modo anche da ottenere un immediato, un diretto vantaggio sociale. Quindi il lavoro in questo caso non deve avere come mira la produzione di un bene economicamente apprezzabile, bensì di un bene apprezzabile in termini di salute e di società. Quello in cui ancora siamo fortemente deficitari è nel welfare, cioè poi nell'applicazione materiale, quindi nell'impegno, nell'utilizzo di questi fondi in progetti che devono essere prima redatti su misura di ciascun disabile mentale e in secondo luogo attuati. E sul ponte sullo stretto INGV replica a Webuild sulla collaborazione scientifica. I colleghi di Messina. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha risposto con fermezza alle dichiarazioni rilasciate dalla società Webuild Group in merito al progetto del ponte sullo stretto in seguito alla trasmissione Report andata in onda il 19 gennaio 2025. In un comunicato ufficiale l'Istituto ha precisato di essere totalmente estraneo a qualsivoglia relazione tecnico-scientifica con Webuild, smentendo ogni coinvolgimento attivo nella definizione o applicazione dei risultati dei studi scientifici citati dalla compagnia. L'Istituto ha dichiarato che le relazioni tecnico-scientifiche oggetto delle discussioni riflettono esclusivamente il pensiero degli autori coinvolti, come stabilito dall'accordo in collaborazione con la Sapienza Università di Roma. Questo accordo, sottolinea l'Istituto, prevede che il personale di ricerca dell'Istituto sia l'unico titolare dei risultati e l'unico responsabile delle loro applicazioni. E ribadisce quindi che qualsiasi pubblicazione o relazione derivante dalla collaborazione con l'Università Sapienza è di responsabilità esclusiva degli autori, tra cui alcuni ricercatori dell'Istituto. In risposta alle affermazioni di Webuild, che ha messo in dubbio la versione ufficiale presentata durante la puntata di Report, l'Istituto ha comunicato che il proprio ufficio legale ha già preso contatti con la società, inviando loro una copia integrale dell'accordo di collaborazione, e ha inoltre annunciato di riservarsi il diritto di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine. La discussione dunque prosegue con l'Istituto, che continua a difendere la propria posizione di neutralità scientifica, pur confermando l'importanza di una rigorosa separazione tra il proprio ruolo di ente di ricerca e le dinamiche aziendali legate alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali come il Ponte dello Stretto. Sarà presentato giovedì 23 gennaio alle 10:30 presso Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, il progetto didattico a cura del Club Service Inner Well di Agrigento dal tema La Valle racconta il mito. Il progetto coinvolge classi di scuola media superiore, le famiglie degli studenti in attività di educazione paesaggistico-ambientale, escursionismo naturalistico sulla collina dei Templi e in attività di approfondimento sui temi fondamentali legati alla mitologia, all'arte e alla storia dei templi. È stato pensato e redatto dal Club Service Inner Well di Agrigento, presieduto da Lea Ceserani. Diverse le istituzioni che vi parteciperanno. Linea alla regia per la pubblicità.
Un nuovo brano musicale dedicato ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, sta conquistando il cuore dei siciliani e non solo. Il pezzo ha già avuto un forte impatto sui social, grazie a un video realizzato in merito che mette in risalto le meraviglie della città. Questa volta Agrigento non è oggetto di critiche, ma viene celebrata come una città che unisce il fascino dell'antico con l'energia del moderno. La canzone è stata scritta e interpretata da Tania Vinciguendra. Vediamola. I sussurri del vento, il profumo del mare, sorge Agrigento, terra da mare, con le sue valli d'oro, il tempio lassù, capitale di cultura, cuore del sud, dolce colline illuminate dal sole, un canto che sorge da un cuore fanciullo. Agrigento, stigma di storia, di arte, di gloria, la nostra memoria, di lavalli, luscioni fino a numeri blu, lutocori risplendi, vantuti lo sud. Sotto il cielo che abbraccia l'antico e il moderno, passato e futuro, in un sogno eterno, i vicoli raccontano mille avventure, di popoli, viaggi, di antiche culture, pietra su pietra la storia si scrive, in ogni angolo ricordo vive. Agrigento, stigma di storia, di arte, di gloria, la nostra memoria, di lavalli, luscioni fino a numeri blu, lutocori risplendi, vantuti lo sud. Oh città delle radici profonde, le tue pietre parlano, il tempo risponde. Custode di un'eredità senza età, Agrigento sei la nostra identità. Agrigento, stigma di storia, di arte, di gloria, la nostra memoria, di lavalli, luscioni fino a numeri blu, lutocori risplendi, vantuti lo sud. Passiamo alle notizie sportive. Vediamo in questo servizio curato da Carmelo Lentini le ultime novità in casa Akragas, in casa Castrum Favara e sul Licata Calcio, e intanto riapre al pubblico lo stadio Collura a Porto Empedocle. L'Akragas ci crede e continua la campagna a rafforzamento della rosa dei calciatori. E notizia di queste ultime ore l'ingaggio dell'esterno basso Michele Locurto, classe 2002, nato a Canecatima, Campobellese e di Licata Purosangue. In passato in forza alla Lucchese in Serie D, ma anche con la San Cataldese e la Flaminia Civita Castellana in Serie D. È cresciuto nel fiorente vivaio del Santa Sofia di Antonio Mulè. Comunque l'espulsione di domenica scorsa contro il Castrum Favara è costata cara al difensore biancazzurro Mario De Marino. Il giocatore è infatti stato fermato dal giudice sportivo per 3 giornate, mentre alla società dell'Akragas è stata comminata una multa di 3.500 euro e la diffida del Seneto perché al termine della gara una persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società, si legge nel comunicato della LND, apriva un cancello d'ingresso in precedenza chiuso con un lucchetto sul terreno di gioco. Anche il derby agrigentino Castrum Favara Licata, in programma domenica prossima 26 gennaio, sarà disputato senza tifosi ospiti sugli spalti dello stadio Giovanni Brucoleri. Lo ha deciso la prefettura d'Agrigento. Scendendo di categoria, in prima categoria il ritorno a Collura, che si è sempre giocato a porte chiuse, non ha portato fortuna alla compagine marinara dell'Empedoclina,
che milita appunto nel girone B di prima categoria. Contro la capolista sommatinese, la squadra di Mariano Cordaro ha dovuto cedere le armi a conclusione di una gara gagliarda giocata però con il cuore. Il risultato di 2-4 finale è stato un po' pesante contro la prima della classe. Prima del fischio d'inizio, i capitani delle due squadre hanno posato ai piedi della tribuna finalmente riaperta un mazzo di fiori sotto una gigantografia offerto dalla squadra avversaria, segno della grande stima di cui godeva il compianto Marco Ferrera, scomparso prematuramente in seguito ad un incidente stradale. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono vedere sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.